Caso profughi, il sindaco di Scorzè si oppone all'accoglienza e minaccia le vie legali, altri potrebbero seguirlo. Intanto la presidente della provincia Zaccariotto esce dal coro della Lega, gli immigrati, dice, sono una risorsa. Edizione di Venezia dei nostri notiziari, ben trovati. In primo piano ancora il caso profughi. La presidente della provincia Francesca Zaccariotto esce dall'accoro della Lega ed invita ad attivarsi per ospitare gli immigrati in arrivo, ma intanto i sindaci, a cominciare dal primo cittadino di Scorzè, sono in rivolta, come sentiamo nel nostro primo servizio. Per Francesca Zaccariotto c'è un'emergenza e si deve dare una risposta immediata all'arrivo dei profughi che devono essere presi in carico dai comuni, ma c'è un secondo livello di accoglienza che deve essere pensato e messo in opera. E l'altro è quello di pensare al domani, considerato che comunque queste persone non si fermano qua 24-48 ore, ma i tempi più o meno che sono stati calcolati vanno su circa 6 mesi, ma anche l'anno di permanenza. La Presidente della Provincia di Venezia assume così una posizione istituzionale responsabile che si distingue da quella di altri esponenti della Lega che hanno detto no ai profughi. E noi vorremmo che l'accoglienza fosse accompagnata anche da una partecipazione di questi soggetti a quelle che sono le necessità del territorio. Ma a Scorzè si dice di no. Noi siamo decisi, non vogliamo nessun tipo di immigrato nel nostro territorio, soprattutto con le condizioni che sono state espresse e che sono quelle di dare 40 euro a chi al giorno a persona. Per il sindaco di Scorzè spendere così soldi in questo momento è sbagliato. Perché riteniamo che questi soldi siano un'enormità in questo momento e che non si debbano spenderli in questi modi. Mestiner ce l'ha col governo di cui lui stesso è rappresentante, essendo stato eletto per il PDL. Non è possibile che in un momento di grossissima crisi economica ci siano 40 euro al giorno per immigrato, mentre noi abbiamo delle situazioni di disagio, di difficoltà, famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, che solo perché sono cittadini italiani nessuno li aiuta. Il sindaco di Scorzè minaccia la disobbedienza civile del suo comune. Noi non faremo nulla per ricevere queste persone, vogliono imporcelo, ce lo imporranno e nei termini che potremo fare, siccome siamo uno Stato di diritto, ricorreremo a tutte le vie legali possibili perché questo non succeda.